e minaccio donna C5. No! Buongiorno amici scacchisti, oggi voglio fare un esperimento proprio statistico. Farò 10 partite a 3 minuti, 3 minuti è gioco blitz abbastanza veloce, provando a vincere solo per il tempo, quindi non perderò secondi nel ricercare la mossa migliore, farò semplicemente la mossa, una mossa, la prima che mi viene in mente, cercando di vincere sul tempo. E la domanda a cui cercheremo di rispondere oggi è: si può vincere partite e quindi migliorare, aumentare il proprio punteggio solo vincendo sul tempo nelle blitz, giocando contro avversari del proprio livello? Lo scopriremo oggi. Chiaramente questo non è giocare a scacchi, lo sottolineo e lo ribadisco, però vediamo. Esperimento può andare bene o può andare male. Allora io mi segno qui il numero di partite che faccio, altrimenti poi mi dimentico a che partita siamo. Questa è la prima partita. Partiamo, giochiamo a 3 minuti. 3 minuti, abbiamo questo punteggio qui. Ok, andiamo velocissimi, in apertura straveloci. Se la conosciamo andiamo straveloci. Ok, diciamo così, va. Ok, mi sa che è più veloce lui di me sto giro. Abbiamo un problema, Houston. Abbiamo un serissimo problema. Ecco là. Abbiamo un serissimo problema. Ok. Vediamo un po'. Attenzione che qui ci chiudiamo. Qui ci chiudiamo. Togliamo la torre da questa inchiodatura, robe strane. Va bene, dai, c'è un po' questi trucchettini. Oh, ma comunque questo è stratricky sto giocatore, eh. Veramente stratricky. E gioca velocissimo, cioè io volevo batterlo sul tempo, ma mi sa che mi batte lui 10-0 sul tempo a me. Ok, raddoppiamo le torri. Straforte questo, eh. Oh, 3 attaccanti qui sopra. Adesso metti l'alfiere qui. Io c'ho cavallo, alfiere, vieni qui. Cavallo, tu mi mangi l'alfiere. Azzarola, che brutta roba. Posso fare il figo? Metto la torre? Posso farla come cosa? O non posso farla? Ah, non dovevo pensare troppo. Vabbè, facciamo così, dai, senti. Non facciamo cose. Ah, che stupido, c'ho il cavallo sotto. Ah, però lui c'ha la torre, guarda. Non l'avevo vista, non l'avevo vista neanche. Devo dire la verità. Che quando bisogna essere onesti in questa vita. Questo non me lo puoi catturare perché c'ho la donna e ti mangio qui. Torre sotto, appena si avvicina. Donna e torre. Qui qualcosa deve cadere. Non l'ha vista, mi sa. Ok, devo dire che la prima è andata, ma era più veloce lui di me, raga. Cioè, io ho provato a essere veloce, ma questo era veramente un fulmine. Va bene. Andiamo a giocare la nostra seconda partita. Andiamo. Velocissimissimi. Come dei fulmini. Come delle 7 McQueen. Velocissimi. Velocissimi, ragazzi. Velocissimi. Tanto io faccio sempre un po' di pre-move che non fanno mai male. Forse C4 ce l'avevo da 10 anni C4 in realtà. C'ho C4 da 10 anni e mezzo. Ce l'ho da 10 anni e mezzo, eccola qui. Adesso si è creata la via di fuga. Ce l'avevo da 10 anni e mezzo. Adesso spingo. A Rocco Lungo non è stata una genialata la sua, devo essere sincero, perché non è stata una grande genialata, sinceramente.
sinceramente. Vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa. Allora, sacrificio, spingo il pedone, tu mangi con la donna, spingo il pedone, così, e poi spinta di pedone, dovrebbe funzionare. Ovviamente questo non glielo catturo, dovrebbe funzionare, perché ti cade il cavallo, no? Catturi di donna, c'è qualche scoperta interessante? Dimmi di sì, per forza. Dimmi di sì, che si può fare. Ah, te fai uscire il re di qui? Ma non ci posso credere. Scusa, io posso andare a promozione adesso. Così spingo. Ah, se spingi così perdi. Ah, sì? Secondo me stavo meglio se tenevo le donne in gioco, ma siccome non c'è tempo tanto per cambiare. Scacco. Doppio scacco e perde la qualità. Porca vacca, ma è un osso duro. Cattura. Oh, non c'ho tempo. Non c'ho tempo per pensare a queste cose. Qui bisogna ragionare. C'è poco da fare ai gradassi. Qui bisogna ragionare. Cavallo, scacco. Non c'ho tempo, raga. Ma come ve lo devo dire che non c'ho tempo? Boh, raddoppiamo le torri qui. Brutta. Brutta, brutta, brutta. Brutta, brutta, brutta. Brutta. Forse qui dovevo attaccare sempre. Sto un pochettino sbarellando, eh. Sto un pochettino sbarellando su questa. Riusciamo a portare il cavallo in una situazione carina? Vediamo un po'. Ma qui era giusto metterlo qui quel cavallo in realtà. Ok. Sto muovendo completamente a caso, ve lo dico giusto per conoscenza, è giusto che lo sappiate che sto muovendo a caso. Questa non va bene. Questa mossa non va bene. Il re? Vuoi venire a dare una mano? Buonanotte. Cavallo, cavallo. Vediamo se il cavallo qui ha qualche chance in più. No, niente. Niente di tutto ciò. 41 secondi, questa si può perdere per il tempo tranquillamente. Ah, ragazzi, ragazzi, quanto è difficile la vita. Ah, adesso gli ho aperto il cavallo, ah, che intelligente che sono. Che intelligente che sono, mamma mia. Sono veramente... mi sento veramente scaltro. E qui... Facciamo così? Questa non la vedo buona. Questa non la vedo buona. Non la vedo buona. Ma se ti dico che non la vedo buona... ha vinto lui sul tempo, alla grande proprio. Alla grande ha vinto lui sul tempo. Ma poteva andare qui col re. Niente, niente, ha vinto lui sul tempo. Raga, purtroppo non ho mantenuto i patti. Porca vacca, andiamo alla terza partita. Quindi una vinta, una persa. Andiamo alla terza partita. Non sono riuscito perché comunque c'aveva un po' di iniziativa. Mi scazzava a giocare a caso. Dai, proviamo. Proviamo ancora a giocare velocissimi, velocissimi. Non ce la faccio a giocare a caso, eh. È proprio una cosa più forte di me. Mhm. È proprio più forte di me. Non ce la faccio a giocare a caso. Bene, arrocchino, non fa mai male. Un arrocchino bello
Bello così. Questa, però la donna poi è fuori, un po' fuori la donna. Se mangio di donna non c'ho un pedone al centro. Facciamo così, dai. Attacco qui sopra, onesto. Andiamo qui, teniamo un po' di punti. Il cavallo prossimamente andrà qui, che poi andrà in D4, ok. Questa va fatta, allora il cavallo adesso sta qui, che sta abbastanza bene. Se arriva un cavallo qui devo mettere la torre o l'alfiere. L'alfiere, così sviluppiamo l'alfiere che tiene. E ci mettiamo la torre. No problem, ci mettiamo la torre a iperdifesa. Cavallo qui, molto interessante. Oh, ma questi sono veloci. Cioè questi... questi sono veloci. Mizzica se sono veloci questi. Wow. Wow. Che cosa hai visto? Fratello caro. Hai visto qualcosa di veramente bello. Fatelo dire. Scacco intermedio. E torre. Wow, 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 wow. E adesso bisogna prendere un po' le redini della situazione, bisogna pensarci un pochettino, perché questi casi occorre pensarci un pochettino. Tipo torre qui, tipo torre qui, così se mangi vengo qui. No, non so che cosa ho fatto, non funziona questa mossa. Perché? Mi dici perché faccio queste robe? Me lo devi dire. Me lo devi dire perché mi invento queste robe. No, perché ho fatto sta roba, dai. Va bene, va bene. Non va bene niente? Matto? Zitti, 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 zitti. Zitti, zitti. Mi è andata di stralusso. Sono incazzatissimo lui. Zitti, zitti, che questa è rubata. E lo spirito di Robin è sempre dentro. E questo è un più, questo è un più. Questo è un più. E andiamo alla quarta partita. O comunque non riesco a giocare veloci, sono più veloci loro. Questo fa scorrere il tempo all'infinito. Vediamo un po' se ci sono dei messaggini. Ah, ragazzi, ragazzi. Vuole chattare, accettiamo, vuole chattare. Dice fortunato. Io dico yes. E vabbè, un po' di fortuna ci vuole, dai, 3 minuti. Va bene, vinta. Non chiedetemi come. Comunque, raga, è tutto troppo difficile. Cioè, ma questi sono velocissimi. Io non mi ricordavo. Abituato a giocare a 5 minuti adesso con la serie di Robin. Cioè, questi sono velocissimi. Oh, forse solo qui riesco ad avere un attimo di velocità in più. Però in tutti gli altri casi. In tutti gli altri casi, ragazzi, è veramente dura. È veramente dura trovare uno spiraglio. B4 anche mi piace. B4 mi piace parecchio. C per B, per move. Guarda, guarda che gli ho dato 30 secondi. Oh, gli ho dato 30 secondi. Gli ho dato 30 second. Ah, togliamo preventivamente la regina, che dici? È una cosa che ci piace fare. Togliere preventivamente la regina. È una cosa che ci piace fare, sì. E 5 anche può arrivare. Con minaccia, con minaccia. Con grande minaccia, tra l'altro. Con grandissima minaccia qui. Ok. C'è sotto questo. E c'è sotto questo. Regina che si è messa qui non mi piace per niente. Adesso è 5, forse è ancora più forte. E 5 e 4. Su e 4 posso spingere in D5. No. Vediamo. Questo alfiere è bloccato. Qui c'è un ottimo posto per il cavallo al momento.
Ok, dicevamo su E4 in realtà arriva a cavallo F4. E su questa... Madonna, inizia a soffrire, eh. Si inizia a soffrire. Tanto anche. Si inizia a soffrire. E facciamo così. Che te devo dire? Si inizia a soffrire, però ho il vantaggio di tempo ancora, Non mi sembra... Non mi sembra... Beh, basta, è un complotto, ditelo. Ditelo che è un complotto, ditelo. Alfiere qui la prossima. Per forza, per forza. Se anche se tu catturi qui, alfiere qui la prossima. Oddio, oddio, perché dopo c'hai questa... Alfiere qui. Alfiere qui, mangi, mangi, spingi. Oh, che due palle che sei. Andiamo così. Mamma mia, sto soffrendo tantissimo, sto soffrendo. Sto soffrendo tantissimo. Fatemi fare questa, io voglio solo fare questa mossa. Ho 40 secondi in più però, ho 40 secondi in più. Tu pensa che noi giochiamo sulla velocità. Penso anche di essermi difeso abbastanza bene, Non vorrei farmi i complimenti da solo, ma penso onestamente di essermi difeso bene. 52 secondi contro 46, secondo me questa è già vinta. Un minuto in più di vantaggio. Posizione secondo me è buona, perché dopo questa io mi ripiglio abbastanza. Ok, mi vuoi dare un matto? Mi vuoi dare un matto qualcosa? Cioè, hai visto un matto, a parte che c'è il cavallo che tieni qui, quindi non riesco a capire bene cosa hai visto. C'è questa, c'è cavallo qui che è anche molto interessante. C'è anche cavallo qui che è molto interessante. Non sai che non riesco a capire che cosa ha visto il mio avversario. Questa qui cosa devi giocare? Torre F6. Ok. Adesso bisogna difendere qui però. Ah dai Cristian, muoviti, muoviti, se no idea lo fai pensare. Così. Se no lo facciamo pensare. E adesso c'è anche questa tra l'altro. Muy bien, muy bien, muy 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 bien. Muy 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 bien. Su questa... Questa... Il cavallo tiene. A meno che non mi sacrifichi il cavallo. Non l'aveva visto forse. O forse sì l'ha visto che c'è questa che è molto carina. Oh, sai che non riesco a capire le mosse di questo... del nostro amico. Sa che è un po' in panico. Ok, cambiamo le donne. Meglio. Vabbè, è in palese zugzwang e di conseguenza un po' in panico. Wow, vinta la quarta, vinta, questa sul tempo davvero, questa vinta sul tempo davvero, mettiamoci un più. Partita number 5. Andiamo. Sul tempo, velocissimi, velocissimi, facciamo il nostro sistemino velocissimi. Ah, quanto non mi piace quando fanno il fianchetto, non mi piace per niente. Qui perché mi fai questa? Ok, non ho capito perché mi hai giocato questa, sincero. Va bene, dai, gioco C3, easy. Donna B6. Povero alfiere, hai perduto la compagna. Ok, questa devo farla, non mi piace per niente, ma devo farla per mettere queste uscitine. Oddio, c'è cavallo qui. Vedi perché non mi piace. E adesso questo è bloccato. Allora, adesso l'unica è giocare B3, alfiere B2 e poi torre in A1. Ok, giochiamo veloci, l'importante è che siamo sopra di tempo. B3. Va bene, tu fai quello che devi fare. Dovrei catturare così. Più che così, dovrei catturare così. Ok, tu stai attaccando qui 2 volte. E vabbè, adesso c'ho questa, no? Hai perso la regina, in teoria. Ottimo. Ottimo, onesto.
Onesto. E te pareva che lui andava... Ok, occhio ai matti. Allora, non cambio ancora. Qui cambio, devo dire, qui cambio. Vabbè, cambio tutto a sto punto. Cambio. E a sto punto, senti. A sto point voglio vedere che fai. C4 la prossima. C4, cattura. E dai, su. Fortuna c'è lo spaziettino per il re. Tattico, spaziettino tattico. Qui c'è questa. Lui c'ha la spinta. Devo capire che cosa può fare lui realmente. Intanto c'ho questa. Tempo sulla torre. E attacco qui. Va che ce la portiamo a casa anche questa. E siamo anche in vantaggio di tempo. Ce la possiamo portare a casa, eh. Torre qui, arriva a scacco. Perde la torre. E su torre qui prendo qualche pedoncino che non fa mai male. Questa non l'avevo considerata. Tempo su torre. Ah, questa è d'abbandono. No, continua a giocare, non ci posso credere. Spera nello stallo. Ok. Ottimo. Anche partita 5, ragazzi. Andata. Andiamo partita 6. Giocare velocissimi. Vediamo, velocissimi. Qualsiasi cosa accada. Straveloci. Ultra straveloci. Ultravioletti. Che roba strana. Che meccanismo strano. Voleva arroccare lungo, ma non gli è riuscito. E allora... bisogna giocare anche su queste cose, eh. Bisogna giocare anche su queste cose, sinceramente. Sinceramente bisogna giocare anche su queste cose. Questa intermedia. Questa non va bene adesso. Ah, non va bene adesso. Allora facciamo così. Facciamo uscire qui il cavallo. E su questa senti di cattura che devo fare. Forse era meglio. Ecco, così è meglio. Attacco la donna, però non so se è granché come cosa, come solution. Attacco la donna B5, poi cade qui. Ok, mi sa che sto prendendo un super mega attacco. Intanto qui c'è una bella batteria qui, quindi devo farti togliere il cavallo. Tolgo il cavallo, F6, tu perdi un pezzo. Oh, è veloce, eh? Sono sotto di tempo. Ok, sono pronto a fare F6 tutta la vita. A parte che c'è il cavallo qui, non l'avevo visto. Non l'avevo vista. No, ti dico che non l'avevo vista, non è che posso vedere sempre tutto. Non l'ho capita questa mossa di regina qui. Cosa fai? Spingi qui. Spingo lì. Così catturo di cavallo. Tu spingi. Catturo di torre anche. Torre, devi togliere. E io... Cavallo. Devo capire bene cosa succede adesso. Così tu sacrifichi il cavallo. Se io ti mangio il cavallo, tu mi mangi qui. Io ti mangio qui. Tu mangi il cavallo. Io ti faccio così, tu sacrifichi il cavallo tutta la vita. Aia.
Aia, 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 aia. Lui c'ha il mondo qui, perché c'ha questo, io catturo con la donna, c'ha il Fier H6. Fier H6, donna G2. Donna G2 ce l'ho. Donna G2 ce l'ho. Donna G2 ce l'ho, per togliermi un attimino. Per togliermi un attimino, non riesco a togliermi. Questa, forse c'ho questa, lui mi mette la torre dietro, c'ho questa e poi c'ho questa. Qualcosa dovrebbe uscire. Qualcosa dovrebbe uscire fuori. Dimmi che non la vedi. Ah, l'ha vista. L'ha vista il Farabut. Il Farabut l'ha vista. Niente, qui sta meglio lui. Questa è vinta per lui. Perché adesso appena cade il cavallo... Appena cade il cavallo... qui è tosta. Qui è tosta. Metti la regina davanti. C'ho questo con uno scacchino. È tostina da tenere come situazione. Molto tosta. Devo mettere la torre qua. Sarà mica buona. Scacco, ottimo. Scacco, se mette la donna davanti. Se mette la donna davanti è sempre scacco. Oh, un po' di ripulisse sto facendo, Vieni qui. Facciamo così. Ok. Ok, va bene. Ah, non so se è buona. No buona. No buona per niente. Qui arriva alla fine, Arriva alla fine, eccola qua. Bravo, è stato bravo. Attenzione, posso vincere sul tempo? Attenzione. Ma madò, se la rubo, raga, divento il Robin di me stesso. La stava per rubare però, Sesta persa. Andiamo alla settima. Vai. Andiamo. Ok. Vai, io ti copio, ti scopiazzo, proprio bellamente. Caro amico mio. Ti scopiazzo bellamente. Ah, Carlsbad. La Carlsbad. Che dolore questa Carlsbad. Questo qui, sai che lo vedo bene. Lo vedo bene questo. Questo lo vedo bene. Torre in E8. La mia regina è fuori gioco e lui c'ha più tempo di me. Lui non vede l'ora di catturarmi questo pedone. Ok. Caro amico Fritz. Andiamo qua. Togliamoci da tutte... C'è questa può dare una mano in qualche modo. Cavallo di 7. E arriva un attacco qua. Va bene, controlliamo un po' queste case scure, fondamentali. Lui ha più tempo. Sta giocando molto bene. Donna qui per cambiare le donne. Oppure... Sì, qui posso cambiare le donne, però si va in parità, credo. Giochiamocela per giocare. Su questa qui mi intrappolo l'alfiere. Non mi piace.
Devo dargli l'alfiere per il cavallo. Vai, proviamo a fare così. Non è granché come mossa. Non è granché come mossa. Rimette qui il cavallo. Mettiamoci qui l'alfiere. Ci mette il cavallo qui. Uff, Madonna, è velocissimo, eh? O sono io lento? È una delle due. Una delle due che può essere tutto. Vai, vai. Come se non ci fosse un domani. L'amico Fritz si sta Vabbè, quella roba lì sta facendo. La sta facendo quella roba lì. Andiamo, vediamo che succede. Cioè, è pessima questa mossa che sto facendo. Non è così pessima allora. Ma questo è stato un errore suo, però non era granché, detto proprio tra di noi, internostos. Cavallo, hai tolto il cavallo, dove vuoi venire con quel cavallo? Ah, vuoi mangiare qui. Vuoi mangiare qui. E allora io ti faccio venire qui. Madonna, quanto tempo che sto perdendo per colpa di sti cavalli. Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Quanto tempo ancora? Quanto tempo, ragazzi? Oh, questo lo pagherò tutto. Lo pagherò tutto. Lo pagherò tutto. Madonna, adesso mi attacca i punti deboli. Ta 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 ta. Così, così, così. Così. Cos'è che non ho visto? Cosa non ho visto? Questa, questa, questa. Cosa non sto vedendo? Ma che c'ho questa. Scacco di scoperta. Azzarola. Scacco. Cosa vede? Se la porta a casa, se la porta a casa ed è un più alla settima partita. Andiamo all'ottava, signori, andiamo all'ottava. All'ottava. Madonna, 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 Madonna santissima, ragazzi. Madonna santissima. Madonna, qui tachicardia. Oh, questo è lento, questo è lento. Quando trovate uno che la ragiona, voi dovete essere velocissimi. E ti visto, alcuni erano dei fulmini, alcuni erano bei settati, bei fulmini. Voi dovete essere di fulmini. Dovete già avere il pezzo in mano. Vabbè, dai, anche se fai questa, non penso che sia troppo drammatica. Sincero, devo essere sincero, non penso sia ultra drammatica. Non penso sia ultra drammatica questa. Ma tipo questa? Lo fai a rocco lungo? Attenzione qui, che c'è un doppio attacco. Sono pronto a giocare anche E5, mal che vada. Sono pronto a giocare anche E5, che è la mossa più brutta che ci sia al mondo. Facciamo prima 6. 6 fondamentale. E5, spinta. Anche questo è un bel posticino, però no, da lì il cavallo poi non esce più. Il cavallo lì non esce più, quindi cavallo E7. H6, F5. Wow. E qui mi è sorpreso. Qui mi è sorpreso perché mi ha unito questi pedoni di qui. Adesso ho come minimo questa, che non è male. Non è male questa. Questa non è male. E sai che la faccio? La faccio. Sì. Sento che era giusta, non so se è giusto, ma sentivo dentro di me che era giusta. Ok. Qui c'è un bel posticino, eh. Qui c'è qualche bel posticino dove andare. Qui mi inchioda. Questo te lo prendo, no? Un alfiere non si rifiuta mai. E ora devo muovere velocemente. Facciamo così. Per fortuna questo doppio è coperto e minaccio donna C5. No!
Ma come? Ma come? Ma come? Ma come? Ma come? Dai, 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 ma com'è possibile? Dai, non è possibile, non è possibile, sta scemata. Sta scemata, ma com'è possibile? Cavolo, sospeso pure. Torre in settima. Ma dai, ma dai. Ma dai, ma vieni. Ma chi sono? Pirlette, dimmi chi sono? Altro che la tua ruota. Ah, proviamo a fare scacco. No, ma tanto non funziona. Non funziona lo scacco di scoperta. Ma che palle. Che palle, fra poco arriva il matto pure. Torre qui. Ah, arriva lo scacco. Arriva lo scacco di alfiere. Cavallo per. Adesso scacco. Vengo urco. È finita. Finita. Che pirla! Che pirla! Ma si può essere così? L'ottava persa. Andiamo alla nona. Che pirla! Ah, immagino che quando l'avete vista che ho giocato con la mossa avete sofferto tantissimo. Avete sofferto tantissimo. Ah, come si giocava qui? Non mi ricordo mai. Va bene, giochiamo. Noi giochiamo. Noi giochiamo. Tu cercherai di non catturarmelo mai, e lo sapevo. E lo sapevo. Cambio di donne. È stato buona. È stato buona. Voce del verbo stare bene. Ok, è diventata una noiosissima partita di questo tipo. Sì, è abbastanza noiosetta adesso la partita. Non è male, eh? Allora non guadagni un pedone adesso. Se guadagni un pedone. Proviamo ad attaccare qui e rifarci qui. Urco. Non me l'aspettavo che guadagnassi un pedone così subito. Porca vacca. Eh sì, lo stai guadagnando sì il pedone, infame. Infame. Questo te lo prendi intanto. Questo te lo prendi intanto. Allora, intanto io facciamo così. Ti tolgo un alfiere. Ah, ti unisco al centro dei pedoni però. Ah, non mi piace. Posso dire che non mi piace o devo sempre dire che mi va bene tutto? Non mi piace. Non mi piace per niente. Che dupols. Che dupols. Ah. Non mi piace questa situa. Non mi piace. Da nessun punto di vista. Da nessun punto di vista. Ah, vediamo un po' di riuscire a avere un po' di gioco, eh? Qualcosa. F5 per esempio. Vengo qui, tu metti la torre qui. E devo mangiarti qua. Questa chiama. F3, madonna, F3 inguardabile. F3 inguardabile. Ok, cerchiamo di fare mosse che guadagnino un pochettino di tempo, visto che non ce n'è mai abbastanza. Questo tu spingi. Scacco, cosa ne pensi? Mi dai l'alfiere? Metto questo qui, no, non va bene. Andiamo qui. Ok, ok. Sto giocando completamente a caso. Qui lui deve spingere questi pedoni. E starà parecchio bene. Starà parecchio bene. Wow. Che attaccone che mi sta arrivando. Neanche me ne sto accorgendo. Ma mi arriva l'attaccone della vita. L'attaccone della vita mi arriva. Porca vacca. Questo tu spingi. Questo tu metti la torre qui. Ah, attaccone della vita. Attaccone della vita. Scacco. Adesso c'è anche questo sotto. Aiuto.
Aiuto, aiuto. E niente, adesso tu mi mangi qui. E alla prossima c'è questa. E credo anche quasi matto. E credo quasi matto. A parte c'è questo forse subito. Però no, questa è più forte. Questa, io ti mangio qui, tu mangi... Ah no, non puoi mangiare qui perché il mio cavallo tiene, mamma mia, un po' di fortuna ogni tanto alla Mario Bros. Mamma mia! Bei tempi andati. Bei tempi andati. Urco. È scacco, quindi questa sarà ragionata bene. Qui arriva il matto, secondo me. Qui arriva il matto. Catturi, vengo qui. Senti, su questa intanto... Ah no, prima c'è questa. Non lo so. No, secondo me non è male, perché su torre vengo qui, mangio con la torre. Mangio qui. Mangio con la torre. Secondo me, zitti che c'ho anche il tempo. Zitti, adesso muoverò velocissimo. Qualsiasi cosa faccia è qua. Qualsiasi cosa faccia è qua. Togliamone un alfiere. Niente, togliamo uno che non fa mai male. Adesso. Rimaniamo in zona Cesarini. Oh, c'è scassato a Wallera. A Wallera c'è scassato. Ok. Vai, portiamocela a casa. Ah. Attenzione allo stallo qua. Uff. Ragazzi, aiuto. Ah, no, l'ha vinta. Nona partita persa, maledizione. Ho il sentore che questa tecnica non funziona. Andiamo. Ultima partita. Oh, ma tutti che fanno mosse strambe. Questo è il sistema di coso lì, come si chiama? C'ha un nome il suo sistema. Il Jobava, London System, no? Dovrebbe essere lui. In teoria. E anche in pratica. Ok, questa proviamo a metterci un po' di tempo up. Allora, vai, giochiamocela così. Qui catturerò e alzerò C5 tutta la vita. Alzerò C5. Se non fai niente alzo un C4, esatto. E questo ti dovrebbe cadere, tra l'altro. Oh, ok. Occhio alla regina che deve tenere questo alfiere, che non mi fa impazzire come cosa. Sì. Torre che prende qui, adesso raddoppino di torri. Un raddoppino di torri che non fa mai male. Questa te la devo giocare quanto prima. Perché... Questa te la gioco quanto prima. E la mia donna che viene a dare una mano in queste zone. Spinta, aspetto a fare la spinta perché gli apro l'alfiere con la spinta. Quindi voglio aspettare un attimino a farla. Cavallo. Voglio capire un attimo, tipo se metto la torre qui. Minaccio l'alfiere. C'ho più uno, potrei anche cambiare le donne, Però secondo me ho una buona attività. Per esempio se faccio così, tu mi cambi le donne, io poi riesco a raddoppiare e metto le torri gorilla. Mamma mia, torri gorilla, stanno arrivando, torri gorilla. Arrivano. Arrivano. Sì.
Sì, 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 eccole qua, devastanti, devastanti ragazzi, sono devastanti. È inutile che adesso cerchi di fare cose. So che vorresti prenderti sto pedone, dovresti fare così e così, ma non ce la fai a attaccarmelo. Tre attaccanti qui sopra, non può aggiungere un altro difensore. Ok, lui cerca di fare di tutto e per tutto, però adesso queste sono troppo più forti. Queste torri sono troppo più forti perché credo che arriva il matto qui, eh. Arriva il matto. Proviamo a toglierci dal cambio. Provo a togliermi dal cambio. Se lui dà scacco posso scappare qui. Se lui richiede il cambio... errore. Secondo me è errore madornale suo, eh. Cioè lui doveva provare a cambiarmi le torri gorilla. Qui è finita, eh. Cioè secondo me anche con l'ausilio del cavallo, credo che... Cioè non ho visto il matto, ma deve esserci. Cioè c'è per forza. C'è per forza il matto. E che cacchio. Oh, ce la portiamo a casa. Allora ragazzi, sono finite le partite. Abbiamo come vittorie la prima, la terza, la quarta, la quinta, la settima e la decima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne abbiamo vinte 6 su 10. Magrissima consolazione. Sai, mi aspettavo un risultato migliore. Tiriamo le somme di questo esperimento. No, non serve a niente giocare così veloce. Può andare bene, può andare male. Avete visto, prendi i doppi sul re, donna. Però almeno ci abbiamo provato. Ragazzi, che dire. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.